Sindaco di Palma di Montechiaro, quali le novità in itinere, in cantiere che a breve arriveranno per la città di Palma? Le novità in cantiere a Palma di Montechiaro non mancano mai, grazie a Dio e al nostro umilissimo lavoro, ma oggi annunciamo un altro traguardo storico e fondamentale per la nostra città. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare il Dipartimento per le Pari Opportunità, ci ha comunicato, ed io ho sottoscritto poche ore fa una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un finanziamento di circa 2 milioni di euro. Era un progetto che era stato presentato dal Comune di Palma nel 2015 e che all'epoca non si era classificato in posizione utile e che poi siamo riusciti a riprenderlo e aggiornandone i prezzi e a correggerne alcuni errori di calcolo, e ciò ci ha consentito non solo di poter realizzare, cosa che faremo a breve, i 6 interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana previsti già dal progetto iniziale, ma di espandere i lavori di rigenerazione e di urbanizzazione di un quartiere che da 40 anni attende queste opere, e nello specifico è il quartiere cosiddetto di via Sala Paruta, dove da via Guido Reni a via Santa Ninfa e via discorrendo. È un quartiere molto popoloso e che è tra 2 quartieri già urbanizzati. Finalmente potremmo dare a brevissimo, il primo step sarà la progettazione esecutiva finanziata dallo stesso Dipartimento per le Pari Opportunità, e poi manderemo in gara questi lavori. Un'altra tappa fondamentale per la rigenerazione urbana del nostro Paese e per il completamento di quelle urbanizzazioni che in altri luoghi dell'Italia sono un fatto scontato e qui invece rappresentavano una chimera, è stato fatto a favore della nostra comunità. Procede senza sosta il nostro lavoro a servizio di questa comunità e stiamo pian piano andando a colmare quel deficit di urbanizzazione che la nostra città ha avuto negli anni e che era quasi divenuto motivo di rassegnazione. Invece basta pensare al quartiere Pietracaduta, al quartiere Danilo Dolci, adesso il nuovo quartiere via Sala Paruta, e a brevissimo speriamo di dare ulteriori buone notizie, ma come lei ricorderà bene questa amministrazione non fa gli annunci, comunica alla città solo i risultati quando sono ottenuti e decretati. A noi piace essere concreti, a noi piace il silente lavoro rispetto alle inutili passerelle. Parla anche di una stazione dei bus? Tra gli interventi previsti in via Tenente Palma, finalmente la nostra comunità, per quanto piccolina ma molto molto carina, avrà la possibilità di una piccola stazione degli autobus per gli autobus extraurbani, che lì potranno comodamente far scendere e salire i passeggeri senza andare a ingolfare il traffico veicolare cittadino. Sarà sita in via Tenente Palma. Tra pochi giorni, credo tra poche settimane, faremo l'inaugurazione del campetto polivalente, anche questo è un altro progetto che abbiamo recuperato, e stamattina, poco fa, prima della sua piacevole visita, abbiamo incontrato i team che lavorano sulla frana 18 e i lavori progettuali proseguono in maniera veloce e concreta, e speriamo, siamo certi, che entro l'anno potremo dare il via ai lavori, anche lì di un'opera tanto attesa, che questa amministrazione è riuscita a recuperare un finanziamento complessivo di 5.700.000 euro. Ormai abbiamo superato abbondantemente quota 50 milioni di euro di finanziamento in appena 4 anni. Questo vuol dire insomma ricchezza, produzione di lavoro per tutto il comprensorio palmese? Sì, sicuramente sì, perché oltre ai lavori che si realizzano e che già questi rappresentano, oltre che un traguardo amministrativo, ma rappresentano comunque un modo per immettere nel territorio nuova liquidità, abbiamo per esempio un lavoro che è di particolare importanza e che è ripartito da pochissimo tempo, che è l'ampliamento a sud del cimitero, che non solo consente di investire quel milione di euro dei fondi comunali per l'ampliamento del cimitero, ma metterà in gioco per l'intera comunità, metterà in circolo per l'intera comunità più di 9 milioni di euro di risorse, perché il cimitero di Palma è un cimitero pubblico, come tante cose che debbono essere e rimarranno pubbliche per sempre, un a caso è l'acqua,
è pubblico e quindi poi i cittadini saranno liberi di rivolgersi alle imprese che riterranno opportune. Parliamo di circa 300 tombe gentilizie che ha un costo medio di 30.000 euro. Lei faccia subito il conto, significa immettere in un'economia che in questo momento è in difficoltà per il Covid e per una serie di carenze strutturali che ben conosciamo, 9 milioni di euro di liquidità, che sarà un'occasione importante per il rilancio dell'economia della nostra città.